Notizie scottanti direttamente da Roma. Torniamo con un aggiornamento che potrebbe scuotere il mercato dei trasferimenti e mandare in visibilio i tifosi del Napoli. Prima di svelarvi tutti i dettagli di questa trattativa che sta prendendo piede dietro le quinte, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna notizia sul nostro amato club. Il Napoli sembra intenzionato a puntare forte sul mercato invernale e si concentra sul centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini. Il nome del giocatore era già stato ipotizzato, ma secondo il giornalista di Radio Ilario Di Giovan Battista, il club partenopeo ha fatto un passo avanti nella corsa al giocatore. Il tecnico del Napoli Antonio Conte avrebbe manifestato il suo interesse a portare Pellegrini subito a gennaio, e il giocatore avrebbe dato il suo assenso al trasferimento. L'agente di Pellegrini starebbe lavorando duramente per definire i dettagli e trovare un accordo tra le parti. Questa mossa del Napoli segna anche il sorpasso di concorrenti importanti come l'Inter e l'Arsenal, che stavano monitorando la situazione del giocatore. L'Inter, ad esempio, vorrebbe portare Pellegrini in estate, ma il Napoli sta cercando di anticipare i tempi e chiudere l'affare nella finestra invernale. Il contratto di Pellegrini con la Roma dura fino al 2026 e il suo stipendio di 4,5 milioni di euro a stagione è uno dei fattori in discussione. Se dovesse concretizzarsi, Pellegrini dovrebbe accettare un adeguamento dello stipendio per rendere fattibile il suo arrivo al Napoli. Nonostante ciò, la possibilità di lavorare con Antonio Conte e di far parte di un progetto competitivo sembra aver pesato molto sulla decisione del giocatore, che la scorsa estate ha rifiutato anche le richieste di club arabi. Oltre al Napoli, anche il Galatasaray sta tenendo d'occhio il centrocampista. Ma potrebbero essere decisivi gli sforzi del club azzurro e la volontà di Pellegrini di rimanere nell'elite europea. Tifosi del Napoli, pensate che Lorenzo Pellegrini sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo della squadra? Il Napoli riuscirà a battere la concorrenza e a portare un altro grande nome in squadra? Lasciate la vostra opinione nei commenti e continuate a seguire il canale per ulteriori aggiornamenti e retroscena sul mercato dei trasferimenti.